Oggi la bozza dell'autonomia in Consiglio dei Ministri, l'annuncio di Conte, Stefani e Salvini. Entro il 15 gennaio si chiude la partita dei ministeri, il 15 febbraio la proposta dello Stato alle regioni, primo fra tutti il Veneto. Oggi anche il saluto di fine anno del governatore Luca Zaia. Tra la sfida delle Olimpiadi e la montagna devastata, l'obiettivo dell'autonomia. A Villafranca Padovani, i funerali del 17enne morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale di Padova, 5 indagati per la tragedia, la famiglia chiede verità. Macchinari per la circolazione extracorporea fuori dalle sale operatorie delle cardiochirurgie, screening per i pazienti con sintomi sospetti, il punto della situazione dei microbiologi sul batterio Chimera. Atterrate all'aeroporto di Venezia ieri sera 3 dei 4 componenti della banda responsabile del colpo del secolo a Palazzo Ducale, fra questi anche la mente del gruppo. Un'Europa che deve cambiare o alimenterà ancora rabbia e insoddisfazione? La riflessione della patriarca di Venezia nel suo incontro di fine anno. Tempo stabile ma nebbia in pianura, saranno queste le caratteristiche meteo che ci accompagneranno sino a Capodanno. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, lo dicevamo già alle 12:30, oggi era una giornata importante sul tema dell'autonomia del Veneto, con la bozza dell'autonomia che è arrivata finalmente in discussione nel Consiglio dei Ministri. Poco fa c'è stata la conferenza stampa del Premier Conte, affiancato dal Vice Premier Matteo Salvini e del Ministro per le Autonomie, la nostra veneta Erika Stefani. Adesso sentiremo cosa hanno detto, un piccolo estratto ovviamente della conferenza stampa. Ci sono delle scadenze temporali, la più importante è quella del 15 febbraio, quando lo Stato farà la sua proposta alla Regione del Veneto e allora da lì ci potrebbe essere una firma e in quel caso poi l'iter alle Camere. Allora sentiamo il Ministro, il Vice Premier Salvini e il Ministro Erika Stefani proprio poco fa in Consiglio dei Ministri a Roma. 5 mesi di lavoro tecnico fra ministeri, fra tecnici, fra dirigenti, col contributo delle regioni. Il primo importantissimo passaggio oggi in Consiglio dei Ministri e soprattutto delle scadenze. Ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico per quanto di competenza statale, quindi fra il Ministero delle Autonomie e tutti gli altri ministeri. Con parecchi ministeri già la partita è chiusa, con gli interni, con l'agricoltura, con la pubblica istruzione e con altri l'accordo è già fatto, per arrivare entro il 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino, ad avere la proposta dello Stato. Quindi sulla carta dal 16 febbraio in poi, se la proposta che arriverà dallo Stato sarà di gradimento delle regioni, si potrà firmare, però penso che avevamo parlato di un passaggio scadenzato entro la fine dell'autunno, ci siamo arrivati, quasi alla fine, però ci siamo arrivati e dentro l'inverno potrà essere finalmente in realtà un percorso che io mi auguro venga raccolto anche da alcune regioni del sud. Avverrà tramite la firma di un'intesa fra Presidente del Consiglio e Presidente della Regione, che poi sarà tramutata in un disegno di legge che dovrà essere approvato dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. È un percorso, ripeto, nuovo, ma che porterà sicuramente a un grandissimo cambiamento su quello che è il nostro sistema italiano, un nuovo rapporto anche fra lo Stato e le regioni. Però bisogna anche capire di che cosa si tratta, perché l'autonomia differenziata va effettivamente ad operare su quelli che sono degli spazi già attualmente di competenze cosiddette concorrenti, ovvero già le regioni possono legiferare in queste materie insieme con lo Stato. Si tratta di materie che la Regione potrà vedere riconosciute come materie di competenza esclusiva. Poi vi sono altre 3 materie che sono di competenza esclusiva che possono passare anche qui alle Regioni. Questo dunque è una parte ovviamente della conferenza stampa, ma il succo, la sintesi ovviamente del discorso, quindi 2 date, 15 gennaio per la fine dell'iter con i ministeri, sono tanti ovviamente quelli coinvolti, essendo 23 materie, e poi il 15 febbraio la proposta dello Stato alla Regione. Deve essere ovviamente accettata, allora in quel caso ci sarà la firma dell'intesa e l'avvio dell'iter alle Camere. Poche ore prima che il
Consiglio dei Ministri portasse a queste scadenze. Il governatore del Veneto Luca Zaia faceva il bilancio un po' del 2018 in Veneto, tanti i temi ovviamente dalle Olimpiadi, la sfida delle Olimpiadi, alla montagna devastata, anche alla sanità ovviamente, ma l'obiettivo principale del 2019 è quello dell'autonomia. Sentiamolo. Nel giorno in cui l'autonomia approda in Consiglio dei Ministri, il governatore veneto Luca Zaia ne ribadisce l'importanza per la nostra regione e lo fa nel tradizionale augurio di fine anno a Palazzo Balbi. L'autonomia significa dare una risposta a 2.328.000 veneti che hanno votato il 22 ottobre 2017 perché questa comunità diventi autonoma. Un paese che guarda il futuro diventa federale e abbandona il centralismo. La macchina è una macchina complessa, il percorso è assolutamente un percorso non lineare, ma dovremo anche faticare, immagino, in molte fasi. L'importante è che entri in Consiglio dei Ministri e che si decida, dopodiché ci arrangiamo noi a rianimarla. Per noi è la madre di tutte le battaglie, come è per i 5 Stelle il reddito di cittadinanza. Non si capisce perché la Lega debba dare risposte in maniera assolutamente coerente e rispettosa al collega di governo e il collega di governo non debba dire presente quando c'è bisogno di parlare di autonomia. Un anno intenso per il Veneto, soprattutto negli ultimi mesi, quando è stato messo a dura prova a causa del maltempo. In un video toccante la regione ha immortalato le immagini della devastazione per poi far vedere quella che sarà la rinascita. Primo piano è andato. È arrivata là? 2,80 m di acqua. Ci sapeva che dovevamo staccare i lampadari L'ultima volta che avevo visto un tempo simile era il 4 novembre, però del 1966. I veneti sono forti, abbiamo raccolto 3.400.000 euro e continuiamo su questa direzione. Siamo sicuramente oggi sotto i riflettori, il governo ha stanziato già parecchie risorse, adesso stiamo semplicemente aspettando la suddivisione di queste risorse, ma se le cifre saranno confermate penso solo al triennale, 800 milioni nel 2019, 900 e 900 nel 2020 e 2021, sono belle risorse, quota parte, gran quota parte spetterà alla montagna del Veneto. Ma c'è un'altra partita importante da affrontare, le Olimpiadi con la candidatura Milano-Cortina. Bisogna portare a casa le Olimpiadi. E guardate che da soli si fa prima, ma assieme facciamo più strada. È fondamentale che ci sia l'aiuto di tutti. Chiamate a casa amici che avete in giro per il mondo, anche se non c'entrano nulla col CIO, con gli sport, ma alla fine sta catena di Sant'Antonio ci porterà il risultato, credetevi, ce lo porterà. Dobbiamo creare consenso attorno a questa candidatura, che è la migliore ed è la più bella. E tra le bellezze del nostro territorio, il saluto di Natale arriva dalla giovane orchestra Sio di Conegliano del maestro Santinel. Adesso la pagina della cronaca, oggi a Villafranca Padovana, il saluto al 17enne morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale di Padova. Ci sarebbero 5 medici dell'ospedale di Padova iscritti nel registro degli indagati della Procura per la morte avvenuta nello stesso reparto del 17enne di Tagì di Sopra, Daniele Zanon. Il ragazzo il 10 dicembre era entrato sulle sue gambe in chirurgia pediatrica per sottoporsi a un intervento di rimozione di 2 barre impiantategli circa 2 anni prima per facilitarne lo sviluppo dello sterno. Un'operazione programmata, di routine, a detta della sua famiglia, non urgente, ma durante la quale qualcosa sarebbe andato male, forse una potente emorragia, il coma, la somministrazione di 140 sacche di sangue, il trasferimento nella rianimazione del centro Gallucci e nella mattinata del giorno dopo, l'11 dicembre, la dichiarazione di morte di Davide. I 5 medici sono accusati tutti di omicidio colposo. La famiglia chiede di sapere perché non ha più Daniele, chiede di sapere cosa possa essere capitato di così importante. Ripeto che era un intervento programmato, però Daniele poteva vivere con quelle staffe ancora che aveva per risolvere quel problema del cosiddetto petto incavato. In ospedale le ore passavano ma le comunicazioni erano incerte. Questa incertezza, queste spiegazioni, questo modo nel quale la famiglia ha perso Daniele rende ancora più grave il dolore, ancora più importante.
Nel pomeriggio a Tagì di Sopra i funerali molto partecipati di Daniele. Attorno ai genitori Dario e Alessandra non solo lo sconcerto di un paese, dei compagni di scuola, del loro figlio, c'è tutta la società ad essere sgomenta per quello che è successo a un ragazzo entrato in sala operatoria fiducioso verso l'istituzione sanitaria e i suoi professionisti, perfino scherzando con la madre, è uscito da lì in coma e non più salvabile. Allora il batterio killer chimera, il punto della situazione, le indicazioni dei microbiologi contro le infezioni, appunto del batterio che ha causato 6 decessi in Veneto. Batterio Killer, l'associazione di microbiologia ha stilato un documento che stabilisce in maniera chiara tutti gli aspetti di prevenzione e controllo nelle sale operatorie dove si sono verificati casi di infezione da micobatterio chimera dovuti alla contaminazione delle macchine utilizzate per la circolazione extracorporea durante gli interventi di cardiochirurgia. A Mestre, come a Treviso, le sale operatorie delle cardiochirurgie sono sicure, fanno sapere i direttori delle unità di microbiologia che coordinano le unità di crisi create dopo i 6 decessi ed il richiamo di circa 10.000 pazienti operati a cuore aperto in Veneto dal 2010 al 2017. Sono state adottate tutte le misure di decontaminazione delle strumentazioni e in più abbiamo messo la macchina, lo strumento, al di fuori della sala operatoria, collegata con un aspiratore per rendere assolutamente sicuro qualsiasi tipo di intervento chirurgico. Attivati inoltre tutti i controlli non solo nell'acqua utilizzata per il raffreddamento del macchinario, ma anche dell'aria dove dall'acqua nebulizzata il micobatterio può diffondersi ed infettare i pazienti. Oltre a questo sono state date delle indicazioni a livello nazionale per l'eventuale screening di quei pazienti che post intervento chirurgico hanno dei sintomi che possono essere correlati ad un'eventuale infezione da Mycobacterium chimere. Questi pazienti vengono quindi inviati nei reparti malattie infettive e sottoposti a tutti gli accertamenti per verificare o meno la presenza dell'infezione. Migliaia le chiamate giunte all'ospedale di Treviso, 3 fino ad ora i casi sospetti. Un grave incidente lungo la Romea, un uomo rimasto gravemente ferito. Ancora sangue sulla Romea. Un automobilista è finito all'ospedale dopo l'impatto violentissimo della sua vettura contro un camion. L'incidente alle 14 di oggi, a poca distanza dal ponte di Malcontenta. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. L'auto si è capovolta dopo lo schianto, finendo nel fossato dopo un volo di alcuni metri. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall'abitacolo e l'hanno consegnato ai sanitari del SUEM, che l'hanno trasferito in ambulanza all'ospedale di Mestre. Le sue condizioni sono gravi. Restiamo nel veneziano, ieri a Venezia, ieri sera all'aeroporto Marco Polo, l'arrivo ovviamente attesi dalla polizia di 3 dei 4 componenti della banda che ha messo a segno il 3 gennaio scorso il colpo del secolo, così è stato chiamato, a Palazzo Ducale. Si è conclusa ieri sera l'operazione della polizia Ponte dei Sospiri, che ha portato all'estradizione di 3 dei 4 arrestati per il colpo commesso a Palazzo Ducale lo scorso 3 gennaio. Il furto di gioielli appartenenti alla collezione dello sceicco Al Thani, esposti alla mostra Tesori dei Moghul e dei Maharajà. I 3 croati arrestati in Croazia appunto il 7 novembre sono atterrati all'aeroporto di Venezia. Tra di loro c'è Vinko Tomic, considerato la mente del furto. Il quarto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ci sono voluti oltre 10 mesi per catturarli, 5 in tutto le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, di cui 4 croati e un serbo. Una banda specializzata che aveva agito con abilità e spregiudicatezza, entrando in azione in un luogo teoricamente super controllato. Era la 3ª volta in pochi giorni che provavano. All'interno di Palazzo Ducale erano in 3, di cui 1 con funzione di palo. Una volta presi i gioielli si sono allontanati velocemente e hanno raggiunto Piazzale Roma, dove altri 2 li attendevano in auto, pronti per fuggire. Subito da Venezia si sono diretti verso il confine, guidando fino in Croazia senza incontrare alcun ostacolo. Anche la fase degli arresti a novembre è stata piuttosto rocambolesca. Il serbo 54enne Dragan Malenovic si era guadagnato la libertà eludendo la polizia e riuscendo a scappare dalla Croazia. Una volta oltre confine però è stato di nuovo preso, questa volta dalla polizia serba. Al momento risulta sotto custodia, ma ci sono delle complicazioni nella sua riconsegna legate agli accordi di cooperazione tra Stati.
Adesso a Padova con il bilancio dei primi mesi di utilizzo del taser da parte della polizia. Sentiamo. 7 settembre 2018 a Padova, scelta con altre 11 città per la fase sperimentale, arriva la pistola a impulsi elettrici, il taser. Da quel momento ne sono dotati gli agenti in servizio alle volanti e il bilancio, come precisa il questore Paolo Fassari nel suo rendiconto di fine anno, è più che positivo. Il taser viene usato 4 volte, 3 basta estrarre la pistola per calmare gli agitati. In ospedale invece uno straniero viene neutralizzato con 2 dardi senza alcun danno per la sua salute. Non abbiamo mai avuto nel loro uso degli effetti preoccupanti né nel momento in cui l'abbiamo esibito e quindi abbiamo fatto solo il colpo di prova, e molto spesso questo è bastato come deterrente per far desistere, ma anche quelle volte in cui l'abbiamo utilizzato ha avuto proprio l'effetto che doveva avere, cioè soltanto di immobilizzare e stordire soltanto pochi secondi in modo da immobilizzare e ammanettare le persone. Un beneficio anche per gli agenti. Prima dell'introduzione del taser 27 persone sono finite in ospedale per colluttazioni, e da quando è successa sta cosa credo che siano state 1 o 2 le volte in cui questo non è successo. Noi auspichiamo che questo sistema sia quello che sia adottato da tutta la Polizia di Stato, da tutte le forze di polizia e anche dalle polizie locali. Confermata la sperimentazione, Padova si trova a fare i conti a fine anno, diminuiti i reati, spaccate comprese rispetto al 2017. A preoccupare sono i crimini informatici e lo spaccio di stupefacenti, una piaga che coinvolge sempre più ragazzi. 800 le persone fermate anche per guida in stato di ubriachezza, ma questo 2018 che si chiude è anche l'anno della firma del protocollo per la costruzione della nuova questura nell'ex via Anelli, nella zona est della città. Intanto dovrebbe essere trasferito entro il 2019 l'ufficio stranieri. E adesso qualche istante, davvero pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta il TG del Veneto. Oggi non solo il bilancio di fine anno, il saluto, gli auguri del governatore del Veneto Luca Zaia, ma anche quelli del patriarca di Venezia Moraglia, che si è soffermato a parlare molto e anche duramente di Europa. È un augurio venato di preoccupazioni per il futuro quello che il patriarca di Venezia Francesco Moraglia rivolge a cristiani e non a pochi giorni dal Natale. Il prossimo anno, ricorda, ci aspetta un appuntamento elettorale cruciale, quello delle elezioni europee, al quale molti italiani stanno andando incontro con un sentimento di rancore e insoddisfazione. C'è un fallimento di qualcosa che riguarda la classe media, che non si sente più tutelata e rappresentata, lo dobbiamo dire con una certa convinzione, anche gestito male la globalizzazione. Non potremmo fare a meno dell'Europa, ma l'Europa deve cambiare, sostiene il patriarca, perché troppi errori sono stati fatti. La globalizzazione ha portato a situazioni di sofferenza e non ha garantito il benessere promesso, mentre alcuni stati hanno provato a imporre la loro visione, creando la sensazione di non ritrovarsi più in un progetto comune. L'Europa non ha tenuto conto non dei nazionalismi o dei populismi, ma anche delle realtà nazionali che non erano omologabili ad alcuni assi preferenziali che volevano essere esportati in altre regioni d'Europa, in altri territori d'Europa. Occorre quindi una profonda riflessione su questi temi, conclude Moraglia, che purtroppo non appare semplice in un momento di evidente crisi delle forme politiche tradizionali. Questa crisi dei partiti, che è sotto gli occhi di tutti, perché o esistono movimenti o esistono partiti dilacerati tra di loro, che non si capisce bene dove vogliono andare e cosa vogliono fare, ecco, questo credo che dia una mano forte all'antipolitica. La nebbia che ha avvolto il Veneto in queste ore non se ne andrà tanto velocemente. Sentiamo. Abbiamo in questo ultimo periodo dell'anno la presenza di un anticiclone che interessa un po' tutta la pianura, tutte le nostre zone. Questo vuol dire che i sistemi perturbati sono impediti a scorrere sulla nostra zona, marginalmente scorrono sulle Alpi. Tempo stabile, alta pressione, aria ferma che con il passare dei giorni si carica di umidità. Sarà la nebbia la caratteristica più evidente degli ultimi 10 giorni del 2018, nebbia che in pianura probabilmente ci terrà compagnia anche nei primi giorni dell'anno nuovo.
La nebbia che si formerà intensamente durante la notte, in parte nel giorno, prime ore del mattino, e si dissolverà diciamo a metà giornata, ma non molto, quindi renderà vana questa situazione di bel tempo. In montagna è già migliore, anche se ci potrà essere un po' di nuvolosità. Il weekend e poi il Natale saranno all'insegna dell'estrema stabilità. Non farà particolarmente freddo, con le temperature minime che in pianura non dovrebbero scendere sotto lo 0 e massime sui 6-7 gradi, localmente anche 8, laddove il sole riuscirà a fare capolino. I venti si manterranno molto deboli, facilitando quindi il ristagno di nebbia e smog, purtroppo fedeli compagni su tutto il Veneto fino al 2019. Prima serata di Antenna 3 questa sera, venerdì, e come ogni venerdì torna 40, la trasmissione che racconta i 40 anni di Antenna 3 con le nostre immagini. Ecco qualche anticipazione. Secondo appuntamento questa sera con 40, il nuovo programma di Antenna 3 con le immagini di volti e luoghi dei nostri territori. In questa nuova puntata incontreremo uno dei primi redattori degli esordi della televisione e con lui rivedremo alcune spezzoni di interviste a personalità della cultura e semplici cittadini. Un viaggio nei luoghi della Marca, oggi profondamente cambiati, ritrovando volti e voci oggi citati nei libri di storia e di letteratura. Continueremo ripercorrendo gli anni degli scioperi e dei primi mutamenti del tessuto economico trevigiano e veneto, col fallimento di colossi del mobile e del metalmeccanico, commentati da due volti del sindacato di allora. Faremo un parallelismo tra la crisi di allora e quella che abbiamo appena attraversato, il ruolo degli imprenditori di ieri confrontandolo con quello di oggi, ma anche delle banche e dei prestiti divenuti inesigibili. Poi ci sarà anche una rubrica che chiederà ai telespettatori di indovinare i luoghi di allora, iniziando da questo distributore fissato nell'immagine del 1979. Un programma che è già un successo, considerando che molti si sono già riconosciuti nelle immagini proposte nella prima puntata. Una sorpresa per loro che si rinnoverà anche questa sera dalle 21:15 su Antenna 3. Una storia di tutti e tutti in una storia. È davvero tutto per noi, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata asciutta e stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 22 dicembre. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure centro-meridionali e sulle vallate alpine. Non mancheranno ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi compresi invece tra 3 e 7 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili al mattino delle foschie o delle nebbie sulle vallate alpine. Cielo spesso coperto invece sui restanti settori. Temperature minime tra 2 e 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della regione, salvo per qualche nevicata sulle Alpi di confine. Temperature minime tra -1 e 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.